In questo giorno il cuore della nostra isola è stato stretto dal dolore per la scomparsa di Roberta Pizzalis, una donna di soli 38 anni, vittima di una terribile intossicazione da botulino. Una tragedia inaspettata che si è consumata all'ospedale Businco di Cagliari, dove era ricoverata in rianimazione. Roberta aveva partecipato a fine luglio alla vivace festa latina, proprio a Monserrato, un evento che si è tenuto tra il 22 e il 25 luglio. Aveva consumato del guacamole in un chiosco etnico ed è stata tra le prime persone ad avvertire i sintomi di intossicazione alimentare. È stata ricoverata d'urgenza prima all'ospedale Bruzzo e poi trasferita a Businco. Nonostante le sue condizioni fossero inizialmente ritenute gravi ma stabili, nelle ultime ore sono sopraggiunte delle complicazioni fatali che purtroppo non l'hanno lasciato scampo. Ma la tragedia di Roberta non è un caso isolato, anzi, 8 persone in totale sono state coinvolte in questa intossicazione di massa, legata a quell'evento. Tra loro il caso più straziante è quello di un bambino di appena 11 anni che si trova ancora in condizioni molto gravi, ricoverato al Gemelli di Roma e che sarà operato nei prossimi giorni per una tracheostomia, per garantirgli una respirazione più stabile e ridurre i rischi dopo un lungo periodo di intubazione. Ci sono anche una 14enne e una 62enne che sono stabili, ma ancora ricoverate in rianimazione a Policlinico Casuli Monserrato, anche se la 14enne è adesso fuori pericolo per fortuna. Un quadro davvero preoccupante che ha visto anche altre persone colpite ma poi dimesse. La procura di Cagliari non ha perso tempo e ha subito aperto un'inchiesta sul caso. L'unico indagato al momento è Cristian Gustavo Vincenti, il titolare del chiosco, dove sono stati preparati e poi venduti i prodotti contaminati. Già in via precauzionale, la polpa di avocado e marchio Metro Chef usata nella preparazione della ricetta è stata ritirata dal commercio e 2 lotti della salsa erano già stati ritirati in seguito all'allarme sanitario. Questo dramma, cari amici, si inserisce in un contesto più ampio. Pochi giorni fa abbiamo sentito parlare di un'altra vittima al botulino in Calabria e, come ha giustamente sottolineato l'infettivologo Matteo Bassetti, non si può morire di botulino nel 2025. Le sue parole, a parer mio, ci devono far riflettere. C'è troppa ignoranza e superficialità nella conservazione e preparazione degli alimenti e questo argomento non sembra essere una priorità nell'agenda della prevenzione. Questo ci riguarda tutti, dalla grande distribuzione al piccolo chiosco di strada. Quindi, cosa possiamo fare noi come comunità di fronte a queste tragedie? Cosa ne pensate di questi eventi che mettono così a rischio la sicurezza alimentare? Vi chiedo di lasciare un commento sotto il video, di farmi sapere la vostra opinione e di condividere questo video per tenere alta l'attenzione su un tema così vitale. Restate connessi per altri aggiornamenti dalla Sardegna. A presto!